Corre il coronavirus, la curva dei contagi continua la sua scalata. Il Veneto si organizza, la regione prevede un piano ospedaliero in 5 fasi contraddistinte da colori e che vanno da un minimo ad un massimo di ricoverati nelle strutture sanitarie. La parola d'ordine è fare tamponi e no alle lunghe code di attesa. Da qui l'invito alle USL di provvedere a dei punti tampone H24, cosa che l'USLotto ha già provveduto a organizzare. Sarà a Vicenza e sarà in parte quello che già c'è alle malattie infettive, che adesso è aperto fino alle 19, ma pensavamo di aprirlo anche fino alle 20, anzi addirittura fino alle 21. Predisposto per chi avesse urgenza di un tampone o test antigenico rapido anche un punto tampone in una sezione del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza dalle 21 alle 7 del mattino. Ci si prepara passo dopo passo al peggio. Dopo l'apertura della semi-intensiva, 19 posti letto sopra le malattie infettive, è pronto un piano B. Abbiamo ancora 14 posti letto. Probabilmente già nel weekend si renderà necessario attivare questa ulteriore unità di 24, 22, 24 posti letto. A parlare sono sempre i numeri, con una media di 3-4 ricoveri al giorno al netto di coloro che vengono trasferiti in altri reparti o strutture. Il nostro servizio di igiene pubblica ogni giorno ha circa un centinaio di pazienti positivi, quindi nuovi positivi, e di questi una quota parte ovviamente purtroppo verrà in ospedale per essere ricoverata. Se la terapia intensiva è ancora, fortunatamente, alla fase 1 del piano regionale, quella medica è al limite della seconda fase. Già si prospetta lo stop di alcune attività. Se i numeri sono incrementali e ogni giorno abbiamo 3-4 pazienti come somma netta di ricoveri in più, sicuramente in settimana prossima siamo in fase 3. Noi abbiamo già mandato una circolare in cui riduciamo gli interventi chirurgici che necessitano di terapia intensiva post-operatoria e probabilmente se i numeri aumentano dovremo chiudere alcune chirurgie come abbiamo fatto a marzo.